Padania Libera con un'ora di filo diretto con gli ascoltatori. Io sono Lucio Brignoli, auguro un buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Questo venerdì 17 ottobre, sono le 16.06 ed è un giorno di vigilia. Un giorno di vigilia importante perché domani ci sarà un appuntamento cruciale per il movimento, per la Lega Nord, ma in generale per la politica di questo sciagurato Stato. Domani ci sarà la manifestazione contro Mare Nostrum, contro l'immigrazione clandestina, organizzata dalla Lega Nord e da Matteo Salvini a Milano. Di questo oggi parleremo con gli ascoltatori che possono intervenire allo 02 66 20 35 29 o inviare sms alla diretta al 346 64 277 56 per sapere come vi state preparando alla manifestazione di domani e per capire meglio come fervono i preparativi per la manifestazione. Sentiremo un po' degli organizzatori, dei numerosissimi pullman che da ogni angolo della Padania e non solo sono stati organizzati appunto per raggiungere la manifestazione di domani. In questo mi aiuterà Roberto dall'altra parte del vetro, chiamando a caso in maniera assolutamente random i numeri di telefono pubblicati sul quotidiano La Padania, che riportano appunto tutti i pullman organizzati per raggiungere la manifestazione di domani. Quindi con la collaborazione vostra e con la collaborazione di chi è sul territorio a preparare la manifestazione cercheremo in quest'ora di prepararci al meglio per l'appuntamento e l'importante vigilia, per l'importante manifestazione di domani, perché è oggi il giorno di vigilia. 02 66 20 35 29 è il numero della diretta. Diteci come raggiungerete la manifestazione, come vi state organizzando, se avete preparato dei cartelli particolari, che cosa state pensando di fare per la manifestazione di domani, o anche solo per dirci che ci sarete, avete convinto vostra madre, vostro fratello, vostra cugina per partecipare per la prima volta a una manifestazione della Lega Nord. Il motivo, è stato detto 1000 volte su queste frequenze, è importante ed è chiedere che venga interrotta l'operazione Mare Nostrum, che di fatto ha creato un'invasione di Stato di immigrati clandestini in questo paese, operazione che secondo le parole del ministro degli interni Angelino Alfano doveva interrompersi a breve e essere sostituita da un'operazione coordinata dalla Commissione Europea, quale Commissione Europea ha fatto sapere che non ci pensa neanche lontanamente a prendersi in carico sta rogna e ha cortesemente detto ad Angelino Alfano di arrangiarsi lui a gestire la rogna. Mi fanno un cenno dalla regia, abbiamo già un ascoltatore in attesa e lo prendiamo subito. Pronto? Pronto, Diego da Trevignano. Ciao Diego, benvenuto. Allora domani c'è un autobus che va giù da Udine alle presto, vero? Allora, vediamo subito, abbiamo qui un elenco con tutti i pullman organizzati, ce ne sono anzi più di 200 da ogni provincia del nord e non solo. Alla provincia di Udine io vedo che è prevista partenza da Cividale, da Latisana, da Palmanova, da Reana e da Tolmezzo. Tu dove sei più comodo? Ah no, ma mi sa che il pullman che c'è da Udine, perché si è messa cosa, c'è gente di Casa Pound, dice che vanno anche loro. Io vengo giù da Tarvisio, no? Finisco il turno, poi finisco la notte e poi vengo giù. Però cacchio, non è di Casa Pound, ma comunque in ogni modo mi ha detto casomai tiro dritto fino a Milano con la macchina. Se No, qui io ti sto leggendo i pullman organizzati dalla segreteria provinciale della Lega Nord di Udine con partenza da Cividale? Da Cividale alle ore 9 di fronte alla stazione dei treni. Se vuoi prenotare puoi chiamare lo 0434 520011. Da Cividale alle ore 9, da vero? Cividale alle ore 9. Grazie mille Diego, grazie, ci vediamo domani a Milano per la manifestazione con Matteo Salvini e la Lega Nord contro l'operazione Mare Nostrum. Intanto ci siamo collegati con Renato Borgatti da Ferrara che si sta occupando dell'organizzazione di uno dei tantissimi pullman che partono anche dall'Emilia. Ciao Renato, benvenuto sulle frequenze di Radio Padania. Ciao, saluto a tutti voi. Ciao, ti abbiamo fatto sempre, ti abbiamo fatto una sorpresa, non avvisato, ti abbiamo chiamato per sapere come va dalla provincia di Ferrara per l'organizzazione della manifestazione di domani, qual è il polso, come va l'organizzazione dei pullman e per ricordare ai ritardatari che fossero in ascolto anche da quelle zone come possono fare per prenotare il loro posto sul pullman.
Niente, qui diciamo stiamo andando abbastanza bene, prima il pieno, se c'è posto abbiamo un paio di posti, non di più, e la gente diciamo sta rispondendo abbastanza bene, sono abbastanza contenti di venire su e siamo bene. E da dov'è che parte il pullman che stai organizzando tu? Allora, partiamo sia da Cento, che è il comune più grosso della provincia di Ferrara, dall'Alto Ferrarese, e da Ferrara, da Venere di Ferrara. E qual è il tuo numero o a che numero possono chiamare gli ascoltatori della zona di Ferrara per prenotare uno degli ultimissimi posti? Allora, il mio numero è 347 051 1380. Mi possono chiamare perché ho ancora 4 posti liberi, mi pare. Quindi mettiamo in palio gli ultimi 4 posti da Ferrara per gli ascoltatori più svelti che chiameranno Renato al 347 05 11 380. Esatto. Renato, se vogliono venire, noi abbiamo appunto, come ho detto, 4 posti ancora liberi. Perfetto. Renato, grazie mille, ci scusiamo per averti interrotto, probabilmente stavi lavorando, stavi facendo le tue cose, ci vediamo domani a Milano. Sicuramente sì, ci vediamo sicuramente domani su Milano e speriamo di essere veramente in tanti. Sicuramente lo saremo e lo si vede appunto dal numero degli autobus organizzati e dall'affluenza anche da Ferrara, 2 pullman pieni per la manifestazione. Altre 2 telefonate in attesa, mi facciano Roberto dall'altra parte del vetro, non facciamoli aspettare. Pronto? Sì, pronto. Siccome ho sentito una vela un po' strana in quella telefonata da Udine che diceva ma se è il pullman di Casa Pound allora quasi quasi vengo in macchina. Penso che il signore quando va a donare il sangue chiede, o quando lo riceve chiederà prima la tessera di che partito glielo daranno, o se ha bisogno di un'elemosina per sbaglio chiede prima ma lei di che partito è prima di darmi. Cioè qui stiamo facendo una battaglia per il futuro dei nostri figli e chiediamo che ci dà il sangue. Ciao, grazie. Grazie mille. Vabbè, ma noi francamente dico, non so se Casa Pound da Udine organizza un pullman oppure no, però sicuramente la Lega Nord di Udine ne organizza tanti, ce ne sono 5, quindi c'è assolutamente l'imbarazzo della scelta. Un'altra telefonata, pronto? Buona Padagna, io sono al telefono da Settimo Torinese, sono segretario della sezione di Settimo Torinese. Volevo fare un appello alle persone che non sono riuscite a contattare personalmente per trovarsi domani alle 11 a San Mauro in piazza Mochino, quindi tutti quelli che sentono e non ho potuto contattare personalmente, domani alle 11 partenza per Milano. Buona Padagna. Aspetta segretario, non scappare, come sta andando l'organizzazione del pullman? Com'è il clima? Cosa dice molto bene, però più siamo meglio è. Questo è fuori di dubbio. È positivo, questo fuori di dubbio, però vogliamo essere in molti, quindi non basta un pullman, andiamo un altro, quindi non preoccupatevi, basta che venite. Bravissimo, grazie mille, grazie. Grazie a te, ciao, un saluto anche a tutti gli amici piemontesi in ascolto, un'altra telefonata in attesa. Pronto? Pronto? Sì? Sì, in diretta, benvenuta. Ascolti, io sto sentendo i fatti qui di Renzi che mi fanno davvero imbestialire quell'uomo lì. Non so cosa farei per poterlo. Comunque siamo con la Lega, per la Lega. Signora, sempre, le do un suggerimento. Grazie, le do un suggerimento. Forza e coraggio. Quante persone che magari non riescono a parlare neppure a partecipare, però sono con la Lega. Grazie mille signore, do un suggerimento per la sua cirrosi epatica, cambi canale così non sente il Presidente del Consiglio che blatera dal summit di Milano. Siamo adesso in collegamento con Walter Sepuca da Gorizia, un altro organizzatore dei numerosissimi pullman per la manifestazione di domani a Milano. Walter, buon pomeriggio e benvenuto sulle frequenze di Radio Padania. Ciao a tutti. Gorizia stiamo organizzando, io sono anche il segretario provinciale di Gorizia. Ieri ho dovuto fare una riunione perché stiamo andando oltre le aspettative. Come obiettivo era un pullman, abbiamo già riempito 2, una trentina di macchine che si sono organizzate per dare anche spazio nei pullman a cittadini che vogliono difendere la propria terra, le proprie origini, non andare incontro all'insicurezza di questa, chiamiamola invasione, non immigrazione, perché se parliamo di immigrazione
è clandestina, la gente sente la nostra manifestazione e ancora adesso andiamo avanti a raccogliere adesioni. Quindi molte adesioni, molto più di quelle che vi aspettavate in provincia di Gorizia. E noi avevamo come obiettivo, anche visto il numero degli abitanti, anche vivendo in un territorio che io lo chiamo la piccola Stalingrado, nel senso PD predominante, come obiettivo era un pullman. Ne abbiamo già riempiti 2, torno a ripetere, è una valanga di macchine. Ma Walter, cosa ti dice la gente che chiama per prenotare il proprio posto sul pullman? Quali sono i motivi che li spingono a venire da Gorizia fino a Milano? Ma il motivo principale, ecco, soprattutto in persone di mezza età, è che oltre al problema che da tempo stiamo dicendo, che il lavoro, il fatto del razzismo da parte del governo nei confronti dei cittadini, adesso si sono aggiunti Ebola e ISIS. Ecco che le persone di mezza età proprio ci chiedono: fate qualcosa, e vengono a Milano per sentire, per sperare, proprio io lo chiamerei che sono dei pullman della speranza per riavere quello che il governo ci sta portando via. Grazie mille Walter, buon lavoro, in bocca al lupo, ci vediamo domani a Milano, per chi ancora non lo sapesse. Senz'altro. Grazie ancora. Per chi ancora non lo sapesse, il ritrovo è previsto domani alle ore 16 presso i bastioni di Porta Venezia, in una zona centrale di Milano, in piazza Oberdan. La partenza del corteo è prevista per le 16:30 e il comizio conclusivo del segretario federale Matteo Salvini per le ore 18 in piazza del Duomo, sempre a Milano. 0266 20 35 29 è il numero della diretta per dire la vostra, se verrete, perché verrete, che cosa porterete con voi, se avete preparato gli striscioni, dei cartelli, se c'è qualche messaggio in particolare che volete dare. E il numero, sempre per dire la vostra in diretta sulle frequenze di Radio Padania, è 346 64 277 56. Mentre aspettiamo che Roberto, dall'altra parte del vetro, a sorteggio telefoni a un altro organizzatore dei numerosissimi autobus che raggiungeranno domani la città di Milano per la manifestazione. Prima stavo leggendo alcune agenzie del ministro Alfano che insiste dicendo che l'operazione Mare Nostrum verrà presa in carico dall'Unione Europea, come se questo bastasse a risolvere il problema di questa invasione legalizzata che il governo italiano, prima con il Presidente del Consiglio Letta e adesso con il Presidente del Consiglio Renzi, hanno orchestrato e organizzato, ha già portato su le coste italiane oltre 150.000 clandestini, causando peraltro parecchie migliaia di morti e di decessi nel canale di Sicilia, molte di più rispetto agli anni passati. Non si parla di punti percentuali in più, ma del doppio e del triplo. Altre telefonate in attesa, le prendiamo subito. Pronto, in diretta? Buonasera, io sono Rosanna da Milano. Allora io domani ci sarò perché sono qui. Chiaramente porto 5 amiche che non sono mai venute alla manifestazione e abbiamo un piccolo striscione. Cosa avete scritto sullo striscione? Allora, lo posso dire? Allora, sì. Alfano. Punto. No, Alfano, staccato, Alfano. Ah, ok. Quindi c'è una pausa dopo la F, sì, e prima esatto, della A. Finirai come il tuo cognome, puntini nel buco. Grazie mille. Ciao. Grazie signora. Vabbè, questo è il bello della diretta. 0266 20 35 29 per raccontarci che cosa scriverete sugli striscioni, sui cartelli che porterete domani alle manifestazioni di Milano. Spero che non siano tutti messaggi hard come quello che ci ha appena letto la nostra amica da Milano. Nel frattempo ci siamo messi in contatto con
con Stefania Pucciarelli dalla Spezia. Anche Stefania ha organizzato un pullman appunto alla provincia di Spezia per raggiungere Milano. Stefania, buongiorno e benvenuta sulle frequenze di Radio Padania. Buongiorno a tutti i radioascoltatori dalla Spezia. Allora, noi siamo pronti per la partenza, io sto stampando tutte le mappe da distribuire ai partecipanti, onde evitare che qualcuno possa trovarsi in difficoltà, e diciamo che l'iniziativa ha riscosso molto successo, per cui siamo molto soddisfatti e convinti che sarà un'ottima riuscita questa manifestazione, anche perché è un tema che è sempre più sentito. La tua corriera da dove parte? Parte da Santo Stefano di Magra, l'area del parcheggio Decathlon. A che ora? Alle 10, così approfittiamo per fare un giro anche a Milano. Facciamo l'ultima reclame anche per il pullman dalla Spezia. E a te cosa dice la gente che telefona per prenotare il suo posto? E la gente che vuole venire a questa manifestazione innanzitutto ha paura di non trovare più posti, per cui ci tengono in maniera particolare e sono molto contenti di poter essere partecipi di questa cosa, perché è molto sentita come far parte di un messaggio che deve arrivare a chi fa finta di non sentire quella che è la richiesta della gente comune. Grazie mille Stefania, allora ci vedremo domani tra i 100.000 di Piazza Duomo per far arrivare forte il messaggio Stop Invasione al governo Renzi e al ministro Alfano. Stefania, grazie ancora. Io posso lanciare un messaggio a tutti? Certo. Io quello che vorrei è che ognuno di noi non cadesse nel tranello delle possibili provocazioni che potremmo trovare dei centri sociali. Noi siamo della Lega, siamo differenti, per cui cerchiamo di mantenere tutti la calma, ecco, per l'ottima riuscita di questa cosa. Okay? Grazie mille Stefania, questo è un messaggio, grazie a voi. È un messaggio importante. Quando si muove il popolo della Lega si muove un intero popolo, quindi le famiglie, i bambini, i giovani, gli anziani. Non è certo gente che va in piazza per cercare rogne o per sfasciare i bancomat, è gente che va in piazza esasperata per far sentire la sua voce in maniera civile, democratica, incazzata, ma sempre comunque civile e democratica. 0266 20 35 29, 2 telefonate in attesa, prendiamo la prima. Pronto? Pronto? È in diretta? Benvenuto. Buongiorno. Niente, mi chiamo Umberto, sono da Genova e niente, complimenti per la vostra trasmissione, stupenda. E domani sarò in piazza anch'io con mio figlio e altri amici. E niente. Genova città? Genova, siamo di Genova. Com'è la situazione oggi a Genova? No, niente, ma ci hanno un po' marciato, perché hanno lasciato cumulo di fango per farsi riprendere, eccetera. Comunque adesso è tutto regolare qua a Genova. Bene. Sarà già 2 giorni che non c'è più disagio. Bene, allora anche gli amici genovesi potranno venire a Milano con il cuore leggero. Sì, veniamo, perché veramente sentite quello che state facendo. Io, come ripeto, prima ero di un altro partito, non le voglio dire nemmeno di quale, però le vostre iniziative sono molto molto giuste, ecco, quindi partecipiamo perché sentiamo anche noi queste cose. E poi Matteo Salvini è veramente valido come persona. Niente. Grazie mille per le tante belle parole. Ringraziamo questo ascoltatore da Genova. Nel frattempo abbiamo collegato con noi Enzo Galizzi da Bergamo. Ciao Enzo e benvenuto sulle frequenze di Radio Padania. Sì, invece di dire Padania Libera io dico Robbie Libere, specialmente Brembania Libera. Pensavo che dicessi Sedrina Libera. Enzo, ma tu quale pullman organizzi? Parte proprio da Sedrina. Vedi, Sedrina Libera. Da che ora? Noi partiamo alle 14:30 e poi facciamo una tappa al Me e poi scendiamo, anche perché siamo già pienissimi. Quindi il tuo pullman è già pieno? Da quanto è pieno? In pratica da quando abbiamo cominciato a organizzare, dopo 3 giorni era già pieno. Quindi la gente chiama e ha voglia di partecipare. Cos'è che ti dicono quelli che chiamano per prenotare il loro posto, Enzo? Dicono che stiamo facendo la cosa più giusta nel mondo, ma tieni presente Lucio, ma anche gli altri ascoltatori, che
sul nostro pullman, per esempio, diciamo la maggioranza della gente della Lega, però c'è gente anche non della Lega che viene a manifestare in piazza perché è stufa di questo scandalo qua. I nostri vecchi fanno fatica ad arrivare alla fine del mese e per Mare Nostrum buttano via tutti questi soldi qui. Vabbè, il tuo pullman, Enzo, è già pieno, quindi è inutile che ricordiamo qual è il tuo numero di telefono per prenotare i posti, perché non ne hai più. Sì, addirittura sai benissimo lui che io lavoro in segreteria provinciale a Bergamo. Stiamo pensando di fare addirittura organizzare un altro pullman, perché da tutte le circoscrizioni fortunatamente ci stanno dicendo che i pullman sono pieni. Siamo quasi arrivati 25-26 pullman. Vabbè, allora dai un numero, così i ritardatari della provincia di Bergamo possono chiamare. Telefonate pure qui in provinciale 035 36 31 11, oppure se vogliono anche sul mio numero di cellulare 392 685 1516. Tutte le amiche all'ascolto, sedotte dalla tua voce, Enzo, hanno preso nota del tuo numero di cellulare e ti riempiranno di messaggi su WhatsApp. Sì, vabbè, non garantisco di rispondere a tutti, se mi mandano magari una fotografia allora... Va bene, grazie mille Enzo, buon lavoro. Ciao a tutti, buona Padania a tutti, ciao Lucio. Ciao, ci vediamo domani a Milano. 0266 20 35 29, un'altra telefonata in attesa, la prendiamo? No? Mi fanno cenno di no, è caduto, probabilmente l'ascoltatore si è stufato di aspettare, gli chiedo scusa se vuole provare a richiamare. Avevamo nel frattempo contattato Enzo. 0266 20 35 29 è il numero della diretta, 346 64 277 56. Da questo piccolo sondaggio assolutamente empirico che stiamo facendo, chiamando un po' degli organizzatori degli oltre 200 pullman da tutta la Padania e non solo per la manifestazione di domani a Milano, si coglie il polso dell'entusiasmo e della grande risposta della gente del Nord per la manifestazione convocata dal segretario Matteo Salvini per dire stop invasione, stop immigrazione clandestina, stop Mare Nostrum, che appunto si terrà domani a Milano e che Radio Padania ovviamente seguirà in diretta per dare la possibilità anche a chi non riuscirà a raggiungere il capoluogo lombardo per appunto sentire che cosa si dirà dal palco di Piazza Duomo. Nel frattempo abbiamo contattato Luca Paolini dalle Marche e anche lui ci potrà raccontare dell'organizzazione dalle Marche per raggiungere Milano. Ciao Luca, benvenuto sulle frequenze di Radio Padania. Ciao a tutti, ben trovati. Allora Luca, chi ci ascolta dalle tue zone, dov'è che deve venire, a che ora per prendere il pullman per venire a Milano? Allora, l'elenco dei luoghi, sono i vari caselli, si parte dalle 9 fino alle 11:45, raccogliamo gente, i vari caselli, ma comunque sono pubblicati sulla Padania e li abbiamo pubblicati su Facebook, sono tutti informati. Li leggo io, così li leggo io Luca, che ce li ho sotto mano. Alle 9 da San Benedetto del Tronto, alle 9:30 da Civitanova Marche, 9:45 da Porto Recanati, alle 10 da Ancona, alle 10:45 a Fano e alle 11 a Pesaro, sempre su i caselli autostradali della 14. 10:30 a Fano e 10:45 a Pesaro. Comunque diciamo che sono tutti informati, li abbiamo informati direttamente con SMS, quindi i partecipanti sono tutti puntuali e presenti. La cosa positiva è questa, che forse interessa un po' tutti. Partiti con un pullman, siamo arrivati a uno doppio, quindi 80 persone, e abbiamo dovuto lasciare a piedi almeno un'altra quindicina di persone che chiedono, che ci hanno dato i nomi, ma purtroppo non erano sufficienti a fare la terza corriera di fatto, ma li abbiamo dovuto stavolta lasciare a piedi. In compenso un paio di auto, altre 10 persone verranno su appunto con le loro auto, quindi complessivamente dalle Marche arriveranno almeno 100 persone, circa 100 persone, che per essere un sabato pomeriggio a Milano con tanta gente nostra che lavora, perché non sono né sfaccendati né mantenuti, credo che sia un risultato veramente al di fuori delle aspettative. Noi calcolavamo un pullman, siamo arrivati a farne 2. Perfetto Luca, quindi, anche dalle Marche quindi c'è entusiasmo per partecipare alla manifestazione. Non solo, ma in molti nuovi iscritti, stiamo veramente avendo problemi, grazie a Dio, di tessere, perché le abbiamo quasi finite, quindi
ben vengano questi problemi, sia chiaro. Per cui allora Luca, domani quando vieni a Milano devi anche farti dare un po' di tessere in più, così quando torni riesci a tesserare tutto. No, le abbiamo proprio finite, capito? Perché le abbiamo proprio finite, attendiamo ormai quelle l'anno dopo, perché c'è stato un incremento negli ultimi mesi, lo chiamiamo effetto Salvini, ma di fatto è così. Io francamente dopo 2 anni di crisi veramente nera, che qua eravamo spariti sostanzialmente, vedo con grandissimo piacere non solo l'arrivo di tanta gente nuova, ma anche di qualità, cioè gente giovani, laureati, gente che non è il classico riciclato di 10 partiti che cerca nuovo posto, ma è gente persone vera. che cominciano a capire, ecco, molti di sinistra, votavo la sinistra e mi hanno schifato, ho votato Grillo, mi sono pentito, c'è solo la Lega e c'è solo Salvini. Questo è l'effetto, le parole più comuni che si sentono. Quindi io ti dico così un dato banale, ma negli ultimi 10 giorni ho fatto 5 nuovi iscritti solo io, personalmente. Luca. Solo nelle zone, mia città e zone limitrofe, gente che, come dire, appunto, ti ripetono con un mantra, siete rimasti solo voi, siete l'unico gruppo serio che c'è, quindi... Luca, ti ringrazio per il messaggio di entusiasmo che ci porti anche dalle Marche. Purtroppo ti devo salutare perché il regista dall'altra parte del vetro mi si sta sbracciando perché dobbiamo mandare la pubblicità e se non la mandiamo poi devo pagare la multa. Saluti a tutti, ci vediamo a Milano sabato. Ciao Luca, ci vediamo domani, grazie. Nella casa del futuro l'energia è pulita e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini SRL
Riprendiamo il filo diretto sulle frequenze di Radio Padania Libera per parlare di questa importante giornata di vigilia per la manifestazione, io dico stop all'invasione, all'immigrazione clandestina, all'operazione Mare Nostrum che si terrà domani a Milano. 02 66 20 35 29 il numero per intervenire in diretta, per gli sms 346 64 277 56. Prima di prendere due amici che sono in attesa, leggo un messaggio velocissimo che ci scrive Luciano da Padova. Anche dalla bassa padovana i pullman sono tutti al raddoppio. Viva San Marco e grazie Luciano di questa informazione. Prendiamo la prima telefonata in attesa. Pronto? Ciao, sono Lorenzo. Ciao Lorenzo, Ciao. Benvenuto. Domani ci sarò sicuramente, non arrivo da tanto lontano perché arrivo da Porta Venezia. Quindi devi scendere praticamente da casa. Cioè. Sì, infatti, sono con moglie e bambino. E una cosa mi ha fatto incuriosire, ho letto sui giornali che a manifestare contro la Lega ci sarà anche la CGIL. E io le stavo pensando, visto che hanno aperto una nuova filiale in Tunisia, hanno paura che bloccando Mare Nostrum non arrivano più loro nuovi tesserati, perché è una cosa, i sindacati del lavoro che manifestano queste cose. I sindacati del lavoro che non c'è più, però sì. I sindacati ci sono ancora, anzi. Infatti, e poi bevete caffè padano che ho 2 anni e mezzo ed è buonissimo, e quando la moglie è stressa fate una tisana relax e vi tranquillizza. Ciao, ti scritturiamo per la reclam, grazie mille, ci vediamo domani alla manifestazione. Un'altra telefonata, pronto? Pronto, ciao, sono Francesca da Milano. Ciao Francesca, benvenuta. Ciao. Volevo dire che a parte il tempo stupendo su Milano, quindi ci favorisce, io verrò col mio bambino e volevo incoraggiare tutti i genitori a venire con i loro figli, perché la manifestazione è per loro, non per noi che siamo vecchi. Beh, e anche per noi vecchi, ma soprattutto per il futuro. Anche per noi vecchi, ma soprattutto per loro, di non avere timori, i bambini si divertono. Salvini è simpaticissimo, quindi non sarà una cosa noiosa di sicuro, e proprio lui stamattina in radio ha fatto un appello a tutti i genitori di portare i bambini, perché le manifestazioni della Lega sono sempre delle feste, la gente è gioiosa, ci si ritrova, si sta insieme, è bello, c'è un bellissimo clima di popolo molto solidale. È vero. La solidarietà quella vera, È vero, quella giusta. Quindi ecco, il mio invito è questo, io porto mio figlio piccolo e con orgoglio. Grazie mille Francesca. Grazie a voi. Grazie mille. Beh, in effetti le manifestazioni della Lega sono proprio così, e questo di solito succede quando a scendere in piazza non sono le truppe cammellate coi pullman organizzati, pagati, con dentro il panino, la colazione, l'enciclopedia e la gita turistica, ma quando scende in piazza la gente per dei motivi a cui tiene, per far sentire la propria voce. E questa è la fortuna della Lega Nord e il bello delle manifestazioni della Lega. Mi fa cenno Roberto che siamo in contatto con Giampaolo Lumi da Alessandria, anche lui ha organizzato almeno un pullman per la manifestazione di domani. Ciao Giampaolo, benvenuto sulle frequenze di Padania. Raccontaci un po'. Buona Padania a tutti, Padania Libera. Padania Libera, raccontaci un po' del tuo pullman, da dove parte, Guarda, a che ora? Pullman, diciamo che a livello provinciale ne partono 3. Sì? Io sono referente, curo un pullman in particolare, quello che parte dalle 13:30 da Casale Monferrato. Poi alle 14 parte appunto da Alessandria, dal piazzale McDonald's, anche martiri di Nasseria in sostanza, e poi facciamo tappa al casello di Tortona a caricare altre persone per arrivare poi a Milano in sostanza. Ecco. Perfetto, e cosa dice la gente che ti chiama, Giampaolo? La gente è entusiasta, guarda, è un momento in cui dobbiamo veramente scendere in piazza, dimostrare di essere una Lega di lotta, anche perché il governo in questi anni così ci ha un po' così fatti sedere in sostanza, ecco. Dobbiamo ritornare la Lega che era quando è nata, cioè praticamente negli anni 80, ecco. E ad Alessandria questo clima c'è? Questo clima c'è, un clima di voglia di fare, di voglia di riscatto, di voglia di veramente ottenere quello che noi ci siamo sempre prefissati da anni e che magari per vari motivi non siamo riusciti, diciamo, a portare a termine, ecco. Grazie. Io lo avverto nella gente, anche perché in questi pullman ci sono dai giovani, giovanissimi, ci sono anche le persone insomma di una certa età come la mia, ecco. Io sono un 58enne, ecco, però ha quella carica, quella volontà
veramente di imprimere un'accelerazione, di evidenziare che siamo ancora tanti, che la Lega c'è, anzi è in forte crescita, e che vogliamo veramente, insomma, che i nostri confini, il nostro territorio sia libero e non occupato da altri. Ecco. Grazie mille Giampaolo, allora ci vediamo con te a Milano, con te, con tutti gli amici da Alessandria che saranno in pullman con te. Ti ringraziamo. 0266. Vi ringrazio voi per l'invito, insomma, a dire il nostro pensiero, il mio pensiero, ecco. Grazie, ma infatti oggi pomeriggio abbiamo voluto sentire un po' la voce del dietro le quinte di tutti quei militanti ignoti, anonimi, che lavorano da settimane, se non da mesi, per l'organizzazione della manifestazione, per rendere più agevole a tutta la gente, le decine di migliaia di persone che vorranno arrivare domani alla manifestazione, rendergli possibile la partecipazione a questa importante manifestazione. Dicevo 0266 20 35 29 il numero per intervenire in diretta. Invece il numero amico per trovare un posto sul pullman più vicino a casa vostra per domani, per i ritardatari dell'ultima ora, è 02 66 23 42 34. Lo ripeto, 02 66 23 42 34 è il numero per i ritardatari dell'ultima ora che cercano un posto da qualche parte su un pullman vicino a casa loro domani per venire a Milano. 2 telefonate in attesa. Pronto? Pronto? Sì, è lei. Benvenuta. Sì, buongiorno. Senta, io naturalmente mi auguro che vada a buon fine la vostra manifestazione, però qui c'è troppa gente oramai. Voglio dire, non basta fermare, bisogna anche, diciamo, eliminare un pochino di quella che c'è. Perché sì. Guarda che non è possibile, cioè le strade pullulano di quella gente lì. Cioè, ormai ne abbiamo troppi, abbiamo aspettato troppo per fare quella manifestazione, veramente. Ma guardi, in realtà la Lega è una vita che dice queste cose, ripeterlo sulla frequenza di Radio Padania sembra anche inutile, però è evidente la differenza tra quando nel bene e nel male la Lega era al governo e quando la Lega non è stata più al governo. Questi sono i risultati e in un anno ne hanno portati qua più di quelli che sono arrivati nei 5 anni precedenti. Scusi, il fatto è che hanno una sacrosanza, una prepotenza da non dire, perché loro si sentono protetti e si sentono quasi padroni. Qualcuno lo dice pure che tra poco comanderanno loro. E probabilmente sono anche disperati perché arrivano qui senza un lavoro, senza niente, senza una casa, senza contatti, senza amici, senza persone cui riferirsi, senza un lavoro, senza un reddito, senza soldi, e quando saranno in mezzo alla strada e avranno fame ci domanderemo che cosa faranno. Ringraziamo anche la nostra ascoltatrice, leggiamo un messaggio firmato il nuovo partigiano gandiano, anti-invasionista e antirazzista, che ci scrive che domani ci sarà anche lui con un cartello con scritto: un bel mattino mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno, io chiamo dalla provincia di Monza, mi chiamo Franca. Benvenuta, Franca. Io volevo lanciare un messaggio come la signora di prima che ha detto che voleva portare il bambino, eccetera. Volevo lanciare un messaggio a tutte le mie amiche, i miei conoscenti cattocomunisti che credono che purtroppo non si fermano a ragionare e forse pensano che e tacciano la Lega di non essere comprensiva, per non usare la parola razzismo. Allora, come ha detto giustamente lei, non ci si ferma a pensare che l'Africa non si può svuotare tutta. Maggiore dignità, maggiore aiuto e soprattutto maggior possibilità la si dà a queste persone, non portandoli qui e lasciandole magari dopo averle tenute in albergo eccetera, ma poi questa cosa comunque poi finisce, cioè non credo che possa durare in eterno. Quindi queste persone poi si ritrovano in un paese non suo, senza lavoro, in preda alla criminalità, in preda alla disperazione perché non hanno futuro. Quindi non si fa il bene di queste persone, non è cristianamente caritatevole, non si fa il bene di queste persone, ma si fa solamente il bene di poteri che hanno comunque ordinato questa invasione. Io sono straconvinta che sia così, perché io ho 50 anni e in 50 anni è la prima volta che vedo una cosa del genere, per cui probabilmente sarà ciclica e questo sarà il ciclo, il momento giusto, ma è sicuramente una cosa voluta.
Quindi alle mie amiche, conoscenti, eccetera, cattocomunisti che ti reputano quella, fermatevi un attimino a pensare, pensate se facendo così facciamo il bene di questi nostri fratelli, il bene di queste persone usate da qualcuno. La guerra dei poveri non conviene a nessuno, ecco, per cui riflettiamo, è un ultimo appello a queste persone che purtroppo mi tacciano o ci tacciano senza magari fermarsi un attimino a riflettere. Io non voglio insegnare niente a nessuno, questa è solo la mia riflessione, fermatevi un attimo a pensare. Grazie. Io la ringrazio, buongiorno. Grazie mille, grazie per l'appello, le linee telefoniche sono aperte, potete dire come vi state preparando, con chi parteciperete o perché ritenete importante partecipare alla manifestazione della Lega Nord domani a Milano contro l'invasione. Intanto per fortuna ho ricevuto, perché sennò ero preoccupato se non lo ricevevo, un SMS da Carla dalla Lomellina che ci informa che è terrorizzata all'idea della nostra sfilata di odio che si terrà domani a Milano e spera che diluvi. Mi spiace signora Carla, tutte le previsioni del tempo per domani danno una bellissima e gradevolissima giornata di sole a Milano, quindi l'unica cosa che le resta è provare tutta la notte a fare la danza della pioggia per vedere se qualche nuvoletta su Milano riesce a farla arrivare. Nel frattempo ci siamo messi in contatto con Sergio Ferrero da Aosta, che anche lui sta organizzando un pullman per la manifestazione di domani. Ciao Sergio, benvenuto sulle frequenze di Radio Padania. Sergio? Pronto? Forse abbiamo perso il collegamento con Sergio Ferrero d'Aosta e sicuramente Roberto provvederà a recuperarlo in qualche modo. Tanto mentre chiacchieravo con voi sfogliavo sul sito del Corriere.it la passerella dei leader alla cena di gala di ieri sera a Palazzo Reale a Milano per il vertice Europa-Asia, e guardando queste foto si capisce proprio qual è la distanza tra questi signori riuniti a cena, ospiti di Napolitano e quindi ospiti nostri a Palazzo Reale, e il vissuto vero di chi vive a Milano nelle periferie di qualunque città del nord della nostra Padania. 0266 20 35 29, delle telefonate in attesa, non facciamole aspettare. Pronto? Pronto, ciao, buona Padania. Ciao, buona Padania, che te, benvenuto. Pierangelo da Perego. Prego. Allora, io domani ci sarò e vorrei dire a quella signora di prima che aveva mandato un SMS dalla Lomellina che abbiamo Dio dalla nostra, ci da scomodarlo troppo, dal momento che domani sarà una bellissima giornata. Vorrei portare anche i miei 5 nipotini che partono a 9 anni, arrivano 5, ma purtroppo con i centri sociali in giro non posso. Però io ci sarò e saremo anche in parecchi, spero. Perfetto, grazie mille, ti ringraziamo per la tua telefonata. Abbiamo un'altra telefonata in attesa, non facciamo aspettare, la prendiamo subito. Pronto? Sì, ciao, buonasera, sono Davide dalla provincia di Verona, ciao a tutti. Ciao Davide, benvenuto. Allora, grazie. Allora niente, io ci sarò domani, giustamente e sicuramente. Prima dicevate che gli extracomunitari vengono qua, non hanno amici, ma cosa dite? Amici ne hanno ovunque, hanno i comunisti, hanno la Boldrini, hanno Grasso, ma ne hanno di amici quelli lì. Sì. Di quello diciamo noi a Verona. Sì, però hanno amici che non li ospitano a casa loro, perché la Boldrini e tutta quella gente lì non li tiene a casa loro, purtroppo. Sono facili moralisti e pervenisti. Comunque ragazzi, avanti tutta, domani è una giornata di sole splendido, facciamo salire il sole delle Alpi e niente, ci vediamo domani, ci sentiamo domani a forte voce. Grazie mille, ciao, ci vediamo a domani. Nel frattempo mi scrive Frank da Como e chiede se è possibile arrivare in auto in zona Porta Venezia. Sì, fino a Porta Venezia puoi arrivare in auto, oltre alla Cerchia dei Bastioni, quindi c'è l'area C, ma fino a Porta Venezia puoi tranquillamente arrivare in auto, qualche problemino in più a parcheggiare, ma se arrivi da Como quasi quasi ti conviene parcheggiare fuori dal centro e poi prendere la metropolitana, per esempio da Piazzale Maciachini c'è un comodo e ampio parcheggio di ATM e la fermata della linea gialla, con cui poi è abbastanza facile, anzi facilissimo, arrivare a Porta Venezia. Ci siamo ricollegati con Sergio Ferrero da Aosta. Ciao Sergio, benvenuto sulle frequenze di Radio Padania. Sergio?
Sergio, l'abbiamo perso di nuovo, evidentemente ci sono delle difficoltà telefoniche da Milano a arrivare a Aosta, vediamo se riusciamo a risentirlo oppure se troveremo qualcun altro da Aosta o giù di lì per raccontarci come va dalle loro parti. 0266 20 35 29 è il numero della diretta, 346 64 277 56 il numero degli SMS per dire la vostra senza telefonare. Ci scrive Omar da Martinengo, Bergamo, ci tiene a precisare Martinengo in provincia di Bergamo, presente domani a Milano, il pullman degli amici di Martinengo parte alle ore 2:15 dal piazzale dei Tigli via Dante Alighieri, sempre a Martinengo, Bergamo. Grazie mille Omar, ricordiamo anche il numero da chiamare all'organizzazione federale della Lega Nord per chi vuole prenotare un posto all'ultimo minuto e non sa qual è il pullman che parte più vicino a casa sua, non sa se c'è ancora posto. 0266 23 42 34, lo ripeto, 0266 23 42 34, da non confondere ovviamente con il numero della diretta invece per chiamare e intervenire senza filtri e dire perché domani parteciperete, con chi verrete e che cosa porterete insieme a voi per questa manifestazione, che cosa scriverete sui vostri cartelli e sui vostri striscioni. 0266 20 35 29, vedo che il regista ammeggia e lo guardo per capire se Sergio è con noi oppure se invece abbiamo un altro collegamento, sta scrivendo qualcosa sul video, lo leggiamo in diretta. Siamo collegati con Lorenzo Marchetto che ha organizzato un pullman anche lui da Ronca in provincia di Verona. Ciao Lorenzo e benvenuto sulle frequenze di Radio Padania. Lorenzo? Ciao, grazie a voi di Ciao l'invito. Lorenzo. Ciao, grazie a te di averci risposto. Allora facciamo l'ultima reclama per il pullman da Ronca. E noi abbiamo organizzato questo pullman, abbiamo risposto in massa all'appello del nostro segretario federale e abbiamo questo pullman nella nostra vallata, addirittura abbiamo fatti 2 in un altro paese anche qui vicino. Che vallata sei? La Val d'Alpone in provincia di Verona. E c'è tanta gente che viene sul pullman che stai organizzando? È pieno praticamente il nostro. È già pieno. E cosa ti dicono quando chiamano per prenotare il loro posto? Diciamo che qui noi ci conosciamo tutti e tutti quanti vengono volentieri, insomma, con questa organizzazione, con questo intento di lottare contro questa immigrazione che è impossibile da sostenere. Tutti quanti rispondono con fermezza, insomma, senza indugio e senza tentennamenti. Quindi anche dal Veneto, anche da Verona, grande mobilitazione e grande entusiasmo. Lorenzo, Certo. Grazie mille, ci vediamo domani a Milano insieme a decine di migliaia di persone, giovani e meno giovani, uomini e donne, bambini, per far sentire forte la nostra voce. Grazie a voi. Grazie, ciao. Ci vediamo domani. Ciao ancora Lorenzo, nel frattempo ci scrive Franco da Olbia, ci scrive Forza Padani, domani vi seguo in radio, ma alla prossima riunione a Roma ci sarò perché domani sarà un successo. E anche noi pensiamo che sarà un successo, sarà un grande successo, soprattutto un successo per la brava gente del nord e non solo, che è stufa di questo stato di cose, che è stufa di non poter vivere sicura nelle proprie città, che è stufa di essere presa in giro da un governo che dice di voler essere solidale e in realtà promuove un business criminale che è quello dell'immigrazione clandestina. Una telefonata in attesa, la prendiamo subito. Pronto? Sì, ciao. Ciao. Niente, intanto volevo salutare Lorenzo dalla Vallata d'Alpone, che io conosco molto bene, essendo anch'io nativo della Vallata d'Alpone, in quel di San Giovanni Larione, e sicuramente lui avrà detto che l'altro pullman era di San Giovanni Larione. Io domani non volevo venire perché avevo da fare delle altre cose. E ti dico perché vengo domani invece. Perché mi sono rotto le palle veramente di sentire chi vuole venire contro di noi con la violenza. Domani ragazzi io non sto fermo. Io se trovo quella gente lì che mi viene contro e pensano di fare quel cazzo che vogliono, come hanno fatto sempre quando ho trovato i leghisti buoni, domani sono legne nei denti. Perché mi hanno rotto le palle. Centri sociali, comunisti del cazzo, statevene a casa.
Se venite per rompere i coglioni, domani trovate pane per i vostri denti. E ve lo posso assicurare che siamo in tanti, perché ci stiamo organizzando anche noi. State a casa. Ciao, buona giornata. Grazie mille, ma io sono convinto che domani non ci sarà nessun pirla e nessun rompiscatole che verrà a infastidire il corteo della Lega Nord per due motivi. Uno, perché sono bravi solo a far andare la lingua, e due, perché chiunque domani, quando si troverà davanti quella fiumana di decine di migliaia di persone, oltre 100.000 persone attese per la manifestazione della Lega Nord a Milano, capiranno che non è aria per loro, capiranno che in piazza non c'è un segretario, non c'è un partito, non c'è un movimento politico, ma c'è un popolo. E quando si muove un popolo, l'hanno detto già in tanti, lo diceva anche Umberto Bossi, è difficile fermare un popolo che si muove. Se può piegare la storia, può piegare anche due pirla che vengono a provocare per poter dire che i leghisti sono i soliti razzisti, violenti, ignoranti, come i mezzi di informazione da 30 anni no, ma più di 20 anni a questa parte, quotidianamente, puntualmente ci propinano. 0266 20 35 29 il numero della diretta, 346 64 277 56 il numero per gli SMS, le linee sono aperte e sono libere, senza filtri, per dire quello che volete, per lanciare un appello per le manifestazioni di Milano, per raccontarci perché venite, per raccontarci con chi venite e per raccontarci con cosa venite, che cosa scriverete sui vostri cartelli e sui vostri striscioni. Approfitto ancora per ricordare il numero dell'organizzazione per chi volesse ancora prenotare un posto sui pullman, 0266 23 42 34, lo ripeto, 0266 23 42 34. Oggi in particolare abbiamo voluto dedicare quest'ora di filo diretto per sentire la voce di quelli che lavorano dietro le quinte, che non parlano mai, di quelli che hanno organizzato le decine, più di 200 pullman che si muoveranno da ogni angolo del nord, ma non solo, per raggiungere la manifestazione di Milano. Mi fanno cenno dall'altra parte del vetro che abbiamo ancora un ospite da sentire, l'amico Jacopo Morrone da Forlì, ma lo sentiremo dopo la pubblicità perché la reclama ha i suoi tempi e non possono essere cambiati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, via! Tana per papà, tana per la mamma seduta accanto a papà, tana per Giulia accanto a Tua pubblicità su Radio Padania Libera. Chiama il numero 02 66 23 44 22. Ed eccoci di nuovo in diretta per le ultime battute, pochi minuti, per questo spazio di filo diretto con gli ascoltatori, per celebrare questa importante vigilia della manifestazione che si terrà domani a Milano, con comizio conclusivo in Piazza Duomo con il segretario federale Matteo Salvini, ma ha raggiunto, buon ultimo, negli studi di Radio Padania per prendere l'ultima telefonata, il Marco Pinti. Ma non c'è, domani c'è una manifestazione quindi? Sì, Marco, davvero? domani c'è una manifestazione. Non avevo sentito parlare. Davvero, non hai sentito? Nella tua trasmissione non hai mai parlato. Mai parlato. Ma fai la diretta domani? Domani no, sono in piazza fisicamente. Ah, perché di solito quando la manifestazione è lontana tu stai in studio a fare la diretta. Che lo sai. Quando la manifestazione è sotto casa vieni in piazza, la sai lunga, Marco. Se volete tirarci le uova, Marco, ci trovate tutti. Tu la sai lunga. Allora abbiamo ancora pochissimi secondi perché non voglio rubare tempo poi a Rebelot e a Marco Pinti che ha delle cose molto più intelligenti e molto più interessanti Sarà delle mie. Sarà filo diretto al Rebelot. Ma dai che fantasia che abbiamo avuto oggi, perché è farina del nostro sacco comunque. Sì. Non è una linea editoriale. No, assolutamente, linea editoriale, questa sconosciuta. Jacopo Morrone da Forlì, ciao Jacopo, benvenuto sulle frequenze di Radio Padania. Ciao, buona Padania a tutti, ciao, buona serata. Ciao Jacopo, vuoi raccontarci qualcosa dei pullman da Forlì, dalla Romagna, del clima, della gente che telefona a fare l'ultimo appello per riempire gli ultimissimi posti disponibili? Beh, c'è entusiasmo e questo fa molto piacere. Noi abbiamo organizzato 4 pullman, di cui uno più grande penso, perché è un pullman doppio da 88 posti. E fra l'altro, tra le altre cose, ho saputo che anche le Marche ne hanno fatto due piani. Mi sono subito contattato con Paolini per assicurarmi
con l'ex Areva Paolini, per assicurarmi che il nostro fosse un pochino più grande. Ma quindi c'è un po' di competizione con i vicini marchigiani, mi pare di capire. Sì, questa è una sana competizione a portare più gente possibile, anche perché questa è la battaglia del momento, quindi è la nostra battaglia, cioè è una questione di sopravvivenza, non è una questione di idee o altro, è una questione di sopravvivenza. Quindi entusiasmo, persone che entrano in sede, che chiedono di partecipare. Noi abbiamo, fra le altre cose, un'altra grande battaglia che è quella delle regionali, che vedrà coinvolto un candidato presidente della Lega Nord, quindi Alan Fabbri, cui facciamo un grande in bocca al lupo. Ieri sono andato a stringere la mano, perché è una grande battaglia anche questa per allontanare la sinistra da questo territorio. Approfitto anch'io per salutare l'amico Alan, grande sindaco della Lega Nord di Bondeno, un vero amico. Sono molto felice che sia candidato a questa sfida difficile, impossibile, ma che lui portare avanti come ha sempre fatto in una terra come la tua, come la sua, lui è di Ferrara, veramente difficile per le nostre idee, ma dove chi ha il coraggio di andare avanti a testa alta, con la propria faccia, riesce anche a portare a casa i risultati. Speriamo di sì. Noi siamo due nazioni, Romagna e Emilia, distinte e differenti, però in questo caso qui siamo l'unica forza e combattiamo tutti per questa grande battaglia. È una grande opportunità avere un candidato presidente. Domani pensiamo di fare un'ottima figura a Milano, perché abbiamo veramente tanta gente, perché 4 pullman più uno di 88 persone, solo uno, quindi sono numeri, cioè Jacopo, circa scusami, 250-300 persone. Jacopo, scusami se ti interrompo, ma ho veramente pochissimi secondi, però il romagnolo è sanguigno, il romagnolo è uno che non c'ha peli sulla lingua. Cosa che ti dicono i romagnoli quando ti chiamano per prenotare il loro posto sul pullman? In 20 secondi, che cosa dicono? In 20 secondi mi dicono abbiamo votato Lega, poi non abbiamo più votato, adesso continuiamo a votarla, vuole votare anche mio amico, vogliamo partecipare a questa battaglia, vogliamo sì che questo mondo possa cambiare, e ci credono e vedono noi come unica forza. Abbiamo una grande opportunità, ma anche una grande responsabilità, secondo me. Quindi dobbiamo riuscire a trovare la strada giusta per riuscire ad accompagnare e a continuare questa battaglia. E credetemi, dalla Romagna, dall'Emilia, dalle regioni più rosse c'è una grande risposta, e questa è una risposta che non si è mai vista, quindi noi ce la mettiamo tutta come sempre. Grazie mille Jacopo, grazie per il tuo contributo. Ci vediamo domani a Milano, come spero ci vedremo domani a Milano con la stragrande maggioranza degli ascoltatori di Radio Padania. Sì, ho capito Roberto, il regista continua a dirmi hai finito, vai fuori dai piedi. Il momento di Rebelot, cioè non è che sì, sono preso a tenaglia, va bene, l'appuntamento, ci vediamo domani a Milano per la manifestazione. Da Lucio Brignoli un ringraziamento a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Spero che ci siamo tenuti compagnia in quest'oretta e siamo riusciti a far passare l'entusiasmo di chi lavora dietro le quinte per l'organizzazione e l'ottima riuscita di questa manifestazione. Grazie a tutti, ciao, buona Padania. Per i superstiti arrivo io. Avete ascoltato Filo Diretto. Sono le 17:06. Radio Padania presenta Come Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Veglia, dobbiamo festeggiare il compleanno! Come sei nata nel mese di giugno? Ma dalle 3 di notte festeggio l'orario. Tutto è notte. La commedia teatrale che ha divertito milioni di spettatori finalmente arriva sul grande schermo.